Dottor Pivan, ci vuole raccontare qualcosa di oggi? Cosa succederà? Certo, grazie. Oggi premiamo i concorsi digitali del Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo un protocollo d'intesa come AICA col Ministero del Lavoro ed anche col Ministero dell'Istruzione e del Merito, per cui in tutta Italia facciamo i concorsi digitali per i ragazzi, per insegnarli a utilizzare le tecnologie in maniera consapevole. Oggi premiamo i ragazzi del Friuli Venezia Giulia che provengono da diverse scuole che hanno vinto, diciamo, questo tipo di concorso. Per noi è un onore fare questa cosa perché come AICA sviluppiamo da un lato le certificazioni informatiche per consentire alle persone di utilizzare consapevolmente in maniera produttiva gli strumenti informatici e dall'altro vogliamo fare cultura digitale anche verso il cittadino. Bene, grazie. E assieme a lei c'è un altro insegnante professionista di Milano, ci vuole raccontare qualcosa? Sì, io sono Pierfranco Ravotto, direttore di BRICS, che è la rivista di AICA per il mondo della scuola, che si occupa di uso del digitale nella didattica. Il mio intervento di oggi riguarderà la certificazione Digicomp, o meglio, riguarderà un sistema di certificazione coerente con Digicomp che AICA ha messo in piedi, in primo luogo per rispondere all'attuale bando ATA, ma poi per tutti gli insegnanti. Digicomp è un sistema di competenze, non un sistema di certificazione elaborato a livello europeo. Il CDL è un sistema di certificazioni. Oggi con Accredia, che è l'ente di accreditamento delle certificazioni in Italia, abbiamo sviluppato uno schema di certificazione che permette a coloro che hanno una certificazione già accreditata, il CDL Full Standard, di acquisire con un test di conformità anche una certificazione classificata come Digicomp 2.2.